Alex. Amici di sportisti e appassionati di calcio dilettantistico, ben trovati allo stadio comunale Licauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana Unitas Sciacca, sesto turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Turno importante, gara importante per entrambe le squadre, con l'Unitas Sciacca che vuole mantenere il contatto con le zone alte, altissime della classifica, contro un San Giorgio Piana che invece vuole voltare pagina dopo l'uscita dalla Coppa Italia, dopo una settimana in cui è arrivato anche un altro KO, quello contro l'Accademia Trapani in campionato in rimonta. Le due formazioni sono già al centro del campo. Andiamo anche a riassumere quella che è la terna arbitrale per questa partita. È stato scelto il signor Vincenzo Braschi della sezione di Trapani a dirigere il match. Primo assistente la signora Martina Iannazzo, anch'essa della sezione trapanese. Secondo assistente Walter Ciaccia della sezione di Palermo. Formazioni con il San Giorgio Piana che si schiera con la Minzi 6 tra i pali. San Giorgio Piana al momento della foto di rito prepartita. La Minzi 6 in porta poi col numero 2 Barbara, col numero 3 Mulè, numero 4 Passero, numero 5 il capitano Fabio Gaglio, numero 6 Neri, numero 7 Candela, numero 8 Sacco, numero 9 Anane, numero 10 Sanna Sardo, numero 11 Giacomo Graziano. Risponde l'Unitas Sciacca di mister Giovanni Iacono con Elezai in porta, col numero 5 Pierce, numero 6 Jammè, numero 8 Ambro, numero 10 Lettieri, numero 18 Tirone, numero 20 Santos, numero 32 Gerardi, numero 33 Teliz, numero 58 Barg, numero 73 Scalia. Tanto va a prendere posto tra i pali Antonio Elezai. Quella di oggi è anche una partita tra due eccellenti portieri, tra i migliori della categoria. Primo giro al pallone verrà dato dal San Giorgio Piana, divisa bianca in maglia e calzoncini, con la consueta ormai banda verticale rossa e nera sulla maglia. Calzettoni rossi per la squadra di Davide Boncore. Risponde con la classica tenuta verde e nera l'Unitas Sciacca, che ha già recuperato il pallone e adesso lo muove dalle retrovie con Elezai. La gestione, poi il servizio per Motu Jammè, capitano della formazione saccense, poi Locascio, anzi no, non è Locascio, si tratta con la maglia numero 33 di Teliz. Sfera che comunque si perde a fondo campo dopo l'intervento da parte dei centrocampisti del San Giorgio Piana. E allora gestisce dalle retrovie Luciano Pierce, mentre si sente incessante il sostegno degli ultra dell'Unitas Sciacca. Pallone che transita dalle parti di Tirone, poi il servizio in verticale per la corsa di Barg, che propone questo cross, colpo di testa a prolungare da parte di Gerardi, l'uscita di Lamin Sisei. Pallone già lanciato in avanti, ma recuperato dal dirimpettaio dell'estremo difensore cambiano, ovvero sia Elezai, che ha già fatto girare il pallone. Pierce, servizio per Scalia, poi ancora Elezai, rilancio del portiere albanese, sponda col petto di Lettieri, poi il controllo e la conclusione deviata, che viene controllata senza grossi patemi d'animo dalla Minsi 6. Il tentativo da parte di Bruno Teliz Carrasco. Sisei con un mezzo brivido appoggia a Dario Neri, poi Passero, può avanzare l'ex Parmonval, fermato dall'uscita di Pierce, fermato poi da Capitan Gaglio. E allora Mulè con l'appoggio per Vito Sannasardo, palla in verticale a cercare la corsa di Graziano. Anche Anane va a pressare
E la palla che finisce fuori per una rimessa che sarà per il San Giorgio Piana, lo specifico per Sanna Sardo. Inizio di stagione da protagonista per il numero 10 degli Arbresh, che qui scambia con Passero. L'intervento in fallo laterale è stato di Teliz. La palla che viene allontanata da Danilo Ambro. Lettieri, sponda che non funziona, e allora Caglio. Sanna Sardo per vie centrali prova, ma non trova spazi il Piana, e allora Jamais per Gerardi, pressato da Ananer, riesce a giocarla in avanti. C'è però l'anticipo da parte di Barbara, che subisce il fallo chiamato con mezzo istante di ritardo, fallo di Santos, mentre già ugola calda sia per Boncore da una parte che per Iacono dall'altra, due tecnici molto energici. C'è calcio di punizione per il San Giorgio Piana, con Dario Neri alla battuta. Cerca la giocata lungolina per Barbara, che però non può arrivare. Allora si ripartirà dal fondo da Antonio Lezzai, che va a recuperare il pallone. Capito Marco? Quando ti dico solo, sei solo, significa che l'avversario è andato dietro. Si riparte da Pierce. Lancio intercettato da Anane. Allora il numero 5 deve provare a giocarlo un po' più semplice su Giammè. Palla allontanata, colpo di testa di Caglio, poi quello ancora da allontanare da parte di Moulet. Anane sovrastato da Pierce, ma sulla palla c'è Sacco, pressato ancora da Pierce, che sta facendo praticamente il libero, il difensore a tutto campo. Palla in avanti di Barbara, in profondità, solo maglie verde e neri a presidiare la zona. Interviene Elezai, rilancio immediato del portiere dell'Unitas, colpo di testa ancora di Neri, poi il controllo, la palla giocata ancora dalle retrovie con Pierce. Ambro, la scarica indietro dove c'è Alex Scalia, verticale, l'appoggio di Santos, poi prova a liberarsi in qualche modo Tirone, ancora Santos largo sulla destra per l'avanzata di Barg. Ambro, la gioca di prima ancora a cercare la sponda di Santos, nulla da fare, poi colpo di testa dall'altra parte di Pierce. Graziano, arriva Sanna Sardo, fermato da Danilo Ambro. Colpo di fine settembre dell'Unitas Sciacca. Inutile sottolineare la sua lunga militanza nel settore giovanile del Palermo e anche la vittoria del titolo in Serie D nella stagione 19-20. Tirone prova a liberarsi, viene fermato, la palla allora scaricata sulla destra dove c'è Barg che prova ad allungare la falcata contro Sanna Sardo, e sul fondo Barg propone il cross, controlla Tirone, spalle alla porta, pressato e raddoppiato. Alla fine la palla viene messa in calcio d'angolo dall'intervento di Candela. E allora primo tiro dalla bandierina della partita sarà per la squadra ospite. Sembra che se ne vada a occupare Ambro. Ricordiamo che è visibile in diretta sempre sul canale di Sportissili TV, canale YouTube, dove stiamo trasmettendo anche la gara tra San Vito Lo Capo e Partinico Audace, la squadra, quella guidata da Andrea Pensabene, che punta alle posizioni di vetta. Intanto l'angolo, Ambro, primo palo, colpo di testa tentato senza successo da Scalia, primo tentativo della partita di una certa pericolosità. Corto il rilancio di Sisei, poi la batte lunga Neri dalle parti di Anane, anticipato facilmente da Modou Jammeh. Poi Scalia, Barg, ancora per il 73, che col suo colpo di testa circa 30 secondi fa ha provato
a sbloccare la partita. Poi Pierce, Jammeh a spazio, riceve tra le linee senza grossi problemi Teliz, poi Ambro, anche lui galleggia tra le linee, viene fermato da Passero, poi prova a intervenire Sannasardo, viene anticipato, e allora ancora Unitas che spinge sulla destra con Barg. Teliz ancora per il suo esterno destro che va a puntare Sannasardo, ancora scarico per Teliz. Cambio di gioco perché sta arrivando Modou Jammeh, pressato da Sacco, e allora Pierce, qui il tocco col braccio involontario di Amadou Sacco, punizione già battuta dall'Unitas con Jammeh. Lettieri, colpo di testa che rimane corto, allora interviene Barbara. Sacco, Moulet, verticale, cerca e trova Anane, sponda non perfetta, prova ad arrivare comunque Sannasardo che viene scavalcato dal pallone, allora Tirone in verticale a cercare Santos, anticipato da Fabio Gaio. Cerca di prendere il predominio del campo, soprattutto della metà campo avversaria. L'Unitas sciacca, qui sgambetto di Anane su Pierce. Punizione per la squadra di Iacono. Sentite, veramente in duetto, in tandem. Avete ancora Giovanni Iacono. Ambro, verticale immediata, l'anticipo da parte di Moulet, poi Graziano fermato proprio dall'ex tra le altre della Don Carlo Misilmeri, si accontenta del fallo laterale Barg. Pierce la gira su Jammeh che ha tempo per controllarla, ancora Luciano Pierce. Scalia, verticale, cerca Lettieri che riesce a far sponda, poi è bravo col tagliafuori Dino Passero che poi va anche a contrastare Ambro, la palla ce l'ha Barghi, in mezzo a due la perde Candela, fermato col fallo. Calcio di punizione per il San Giorgio Piana che prova ad uscire da questa fase complicata della partita. Qui il signor Braschi che è andato a redarguire i giocatori ospiti, qui intanto reclama ma non ottiene un calcio di punizione Graziano. Elezai ha già giocato corto presso i compagni della linea arretrata, in particolare Pierce. Verticale su Tirone, poi indietro a Scalia. Lancio lungo del braccetto della linea 3 della difesa dell'Unitas intercettato, poi Sannasardo non senza difficoltà, servizio indietro per Moulet, Anane sponda, Graziano prolunga. Riesce poi molto bene Gerardi in mezzo a due maglie bianche, ma recupera ancora il San Giorgio. Sacco la tiene in campo, poi col tacco cerca ma non trova i compagni, e allora rimessa davanti alla panchina del San Giorgio per l'Unitas e per Modou Jammeh. Palla lunga, Lettieri sovrastato da Dario Neri, altro fallo laterale. Tra l'altro si ritrovano due ex compagni delle due stagioni alla Nissa, ovvero sia Dario Neri e Elezai. Lettieri, scarico largo su Gerardi, se la sistema per il cross che arriva adesso, teso in qualche modo Sisei, la palla arriva al limite dove c'è lo scarico per Ambro da parte di Barg. Veliz, pressato, la tiene, la scarica su Gerardi che però si vede scivolare il pallone sotto la suola. La rimessa già battuta su Anane, in mezzo a tre, il numero 9 del San Giorgio, prova a tenerla, poi arriva Jammeh col gambone in anticipo su Passero. Palla in verticale, arriva Pierce. Fin qui attentissimo il terzetto difensivo dell'Unitas. Bravo però con l'uscita coraggiosa Fabio Gaio. Palla verticale, Anane subito circondato, Ciambro su di lui, Anane prova a girarsi a tenerla, la perde. Allora palla avanti subito per l'Unitas con Lettieri anticipato, batti e ribatti, tanti errori ma anche tanto agonismo su entrambi i lati del campo. Alla fine l'ultima giocata è sbagliata ed è di Tirone. Neri verticale su Anane, in qualche modo la tiene, forse con un braccio almeno così reclama la panchina ospite e poi reclama anche quella di casa per il presunto ma non visto tocco col braccio di Jammeh, pari e patta potremmo dire così.
Ambro, verticale per la corsa di Santos, l'anticipo da parte di Candela, poi Mulè caricato irregolarmente dal 20 in maglia verde e nera, e allora punizione per i locali, per gli Arbresh. Naturalmente nel corso della gara anche non mancheranno gli aggiornamenti sugli altri campi del girone A di eccellenza. Ad esempio ha già sbloccato la partita in Licata contro l'Accademia Trapani col gol di Peppe Tedesco, già terza rete per lui in questa stagione, tanto tutte giocate in gare casalinghe contro il Camarat in Coppa e contro il Bagheri in campionato. Difensore da sempre col vizietto del gol. Scalia. Pierce. Jamais. Gerardi sulla pressione di Barbara deve accelerare la giocata e la sbaglia, poi non riesce il controllo ad Anane, anche perché arriva Ambro da dietro a scipparlo. Verticale di Veliz a cercare l'intervento da parte di Santos Falciano. Intanto va giù senza subire fallo Veliz, c'è Ambro, pallone in mezzo, colpo di testa tentato alla rete da Barg, che però aveva commesso fallo su Vito Sannasardo, allora piazzato. Batte. Qui intanto la conclusione di Graziano! All'improvviso Giacomo Graziano con questa volée pazzesca che si va ad insaccare all'angolino, sorpreso Elezai. 1-0 San Giorgio Piana. Giocata estemporanea da grande giocatore qual è Graziano. Qui forse qualche responsabilità della linea difensiva dell'Unitas, ma solo applausi per la parabola di Giacomo Graziano. E dunque passa la squadra di Boncore al quarto d'ora. Giacomino, non mollare niente ora, Giacomino. Riprende il gioco alla Licauli. Mario! Mentre la giocata in avanti da parte di Sannasardo, poi ripropone lo Sciacca ma chiude Barbara. Sacco con recupero su Ciammè, subito verticale da Anane, anticipo però di Pierce che mette il corpo. Va bene, Mario! Ambro alza la testa e scodella dalle parti di Gerardi, poi indietro per Veliz che deve liberarsi del pallone. Scalia. Ambro. Pierce. Avanza a testa alta, poi scarica su Ciammè. Gerardi. Veliz con la pressione di Neri vincente perché mette il pallone in fallo laterale. La palla giocata poi in avanti da Scalia. Lancio a cercare Santos anticipato.
Scalia ancora in avanti con il servizio, l'anticipo di Mule, poi ancora palla per l'Unitas con Ambro, verticale, stacca Gaio sulla testa di Santos. L'arbitro fischia fallo contro il numero 20 dell'Unitas. C'è Olbraschi che va a sincerarsi delle condizioni del numero 5, del capitano del San Giorgio Piana, mentre si sblocca anche la gara del Lombardo Angotta, segnato il Marsala 1-0 sulla Parmonval, a segno tra l'altro un giocatore passato da qui per diverse stagioni, ovvero sia Ciccio Corso. Tanti giocatori passati da San Giorgio Piana hanno preso la via di Marsala, naturalmente sotto la guida dell'ex tecnico, mentre intanto Barbara sopra la traversa, altra conclusione estemporanea, ma ancora sonnecchia un po' la difesa dell'Unitas. Unitas che ha iniziato benissimo, soprattutto sul piano della tenuta difensiva, anche della gestione della difesa. Sta un po' mancando negli ultimi minuti e le prove arrivano dal gol segnato da Graziano e da questa conclusione di Barbara, che ha avuto tutto il tempo di accentrarsi e calciare. Tanto il rigido 4-4-2 di Boncore, che invita i suoi a essere più vicini agli avversari anche quando sono senza palla. Vola Gaio a prendere anche questa di testa, poi Scalia su Ambro che prolunga, Lettieri è il più vispo, palla per Tirone, fermato col fallo da Candela. La punizione quasi allo scadere del 20°, ce l'ha l'Unitas Sciacca con Danilo Ambro. Comunque finora 3 le partite di eccellenza e Girone A che siano sbloccate. Ricordo ieri pareggio tra Castellammare e Camarat con la prima firma in maglia bianco-blu di Archen e il 2-1 del Bagheria sul campo del Cus Palermo. Punizione di Ambro verso l'area del San Giorgio, colpo di testa di Pierce, blocca facilmente la Minzi 6. E questa situazione da palla inattiva con la stazza e la struttura soprattutto dei 3 difensori possono essere un'arma per l'Unitas Sciacca, che qui però deve difendersi dalla ripartenza di Sanna Sardo direttamente al rinvio del portiere. Sanna Sardo resiste a Barger, riesce a girarsi, poi lo scarico indietro su Candela che propone il cross, secondo palo Barbara verso la porta e Elezai la toglie dall'angolino, palla in calcio d'angolo. Da questa prospettiva sembrava meno pericoloso il colpo di testa dell'ex Partinico Audace e invece pericoloso lo era e come, perché l'ha indirizzata bene anche con la giusta forza. Bravo Elezai. Ma sta crescendo il San Giorgio Piana e occhio a questo angolo. La battuta primo palo di testa Ambro, prova a scappare Tirone inseguito da Dino Passero, poi la palla in qualche modo viene allontanata, la riconquista Barbara che corre sulla destra, propone subito questo cross e Elezai la chiama, la fa sua e va subito a rilanciare. Colpo di testa però di Mulè in ottimo ripiegamento difensivo. Graziano, Sanna Sardo, scodella ancora per Graziano, l'anticipo di Scalia che reclama anche un fallo di testa, prova ad arrivare a Nane, allontana Pierce e poi la trattenuta ingenua di Candela, anche perché i compagni avevano già riconquistato. E Ambro con la punizione immediata per Lettieri che la fa scendere su di lui Gaio, sempre l'ex Marsala che propone il cross di testa a Santos. La sfiora appena, non trova la porta, ma attacco ancora vivo per l'Unitas. Con Beliz, serie di finte contro Barbara, scarica indietro Gerardi col cross di testa Neri sul primo palo. Passero, Nane, se lo mangia letteralmente Pierce che poi prova a passare su Passero, scuote il gioco di parole, non ce la fa infatti. Sacco accelera sulla testa, poi prova a convergere, ci sono troppi giocatori dello Sciacca contro di lui. Allora riconquistano i verdenneri, ricordiamo detentori
della Coppa Italia Eccellenza Sicilia. L'obiettivo, almeno a giudicare da quello che si sta vedendo nelle prime partite, sembra essere quello di rigiocare la finale magari in casa, visto che qui il percorso è eccellente. Vittoria netta sulla Folgore Castelvetrano al primo turno, passaggio ai rigori invece contro il Licata mercoledì agli ottavi. Quadro che si chiuderà mercoledì con il recupero di Castellammare Marsala, anzi Marsala Castellammare, ricordo, gara rinviata dopo il forte acquazzone che si è abbattuto sulla Sicilia, direi centro-occidentale della giornata di mercoledì. Barbara, verticale, Anane, la tiene Anane, contro due, prova a giocarla, la palla rimane in campo secondo il primo assistente, poi subisce fallo Anane. Giocate di energia che vengono richieste al numero 9 tanto chiarimento tra il signor Braschi e Davide Boncore, mentre Vito Sannasardo attraversa il campo per battere la punizione. 24esimo che sta per scadere, affollato il limite dell'area dell'Unitas Sciacca. Il cross è ribattuto da Lettieri. Sarà fallo laterale per il San Giorgio Piana, proprio davanti alla propria panchina con Barbara. Scambio con Anane, ancora il 2 che va dal 9. Anane affrontato col fallo da Pierce, è giallo. Entrata dura da parte del numero 9 verde e nero, con Neri che chiede un provvedimento più severo e un colore diverso del cartellino. Approfittiamone per qualche aggiornamento dall'Eccellenza Girone A. Non ce ne sono di fatto, quindi vigono i parziali di 0-0, fatta eccezione per le 3 partite di cui sopra, ovvero sia il vantaggio che stiamo raccontando del San Giorgio Piana sull'Unitas Sciacca, quello del Licata sull'Accademia Trapani e quello del Marsala sulla Parma. Va il Marsala che è in 10 per l'espulsione di un altro ex San Giorgio Piana, ovvero sia Tricoli. Continua a cantare il tifo organizzato di Marca Saccense. Si è rialzato Anane, accompagnato a bordo campo per ricevere, anzi no, non ha ricevuto le cure, anzi l'ha già ricevuto probabilmente, quindi si riprende 11 contro 11 per questo calcio di punizione. 26esimo minuto che sta per scadere. Punizione per Dino Passero. Rimane il solo Lettieri oltre la metà campo dello Sciacca, in 6 a saltare invece per il San Giorgio Piana, con Dino Passero pronto alla battuta. Fischia il signor Braschi, battuta verso l'area di rigore, colpo di testa di Ambro, poi stacca Anane, si lotta lì, allontana la difesa ospite e poi fallo. Dai Dario, dai! Ai danni di Scalia. Dai Dario! La punizione già battuta. Pierce avanza e scarica su Giammè. Poi Gerardi di prima, Veliz, Barbara.
Lancio lungo, Lettieri anticipato da Neri, poi Candela, verticale su Anane che però non scatta. Poi prova ad arrivare Graziano, Scalia lo anticipa, servizio per Barg, poi Passero con l'anticipo, poi testa di Moulet, va giù Barg, fallo di Candela, punizione per l'Unitas Sciacca. Palla giocata in avanti, non può arrivare Santos. Si riparte con la Minzi 6 con le mani. Passero. Riesce a passare in mezzo a due, poi vince anche il rimpallo su Pierce. Occhio perché è un po' scoperto Unitas Sciacca. Allora palla in verticale a cercare Barbara, l'anticipo di Gerardi. Poi attenzione, sbaglia Elezai, si lotta, allontana Scalia. Ambro mette ordine, verticale però, totalmente sbagliato. Neri, dalle mani di Sisei, lancio lungo a cercare Barbara, colpo di testa di Gerardi, poi Ambro, di prima, Lettieri con l'anticipo, poi Veliz, verticale su Santos, Gaio su di lui, ancora il 20, duello che si risolve in favore di Fabio Gaio che guadagna la punizione. Va bene, Moulet, attacca spazio, occhio per la palla in mezzo, attacca spazio. Occhio copertura. Batte lungo Sisei. Anane con la palla che passa, arriva Graziano, Giammè in protezione, guadagna la rimessa. Rilancio che non viene effettuato, gioca come sempre palla a terra, dalle retrovie l'11 di Giovanni Iacono che poi va al lancio lungo, ancora una volta sballato, Sisei arriva. Sisei chiede ai compagni di salire, poi Scodella alle parti di Anane, Giammè in anticipo, Ambro. Lettieri a vuoto anche Santos. Era comunque fuori gioco del numero 10 che non sembra convintissimo. Tanto raddoppia illicata Aldino Liotta contro l'Accademia Trapani, doppietta di Peppe Tedesco. Rimessa intanto per il San Giorgio Piana, però a tenere il pallone in campo Graziano, non ci riesce Sanna Sardo. La palla in mano adesso per l'Unitas. Gerardi, la giocata su Sacco, rischiosa ma efficace. Giammè. Pierce. Scalia in verticale, riesce, almeno sembrava riuscire ad arrivare Tirone, è stato l'intervento decisivo di Moulet. Si riaffaccia in avanti l'Unitas Sciacca. Rimessa di Barg verso l'area, prolunga Pierce, ma dalle parti di Sisei. Tanto primi movimenti sulla panchina dell'Unitas, si sta scaldando Caternicchia. Unitas che è privo di un paio di elementi fondamentali come Garufoli, Cata. Tanto applaude
Davide Boncore all'organizzazione tattica dei suoi giocatori. Barbara chiude sul tentativo di inserimento da parte di Lettieri e comunque rimessa. Sacco deve soltanto allontanare, non può arrivare a Nane, allora Scalia attacca quasi appena organico l'Unitas Sciacca, converge Barg, Ambro, lancio preciso su Gerardi contro Barbara, Lettieri, sterzata, Lettieri, c'è luce per il tiro, forse deviato, termina comunque sul fondo. Prima giocata allo scadere del 33esimo di Marcos Lettieri. C'è rinvio per la Minsi 6. Di testa Pierce, poi Barbara, Sacco la tiene, affrontato Lettieri senza fallo, allora Veliz, tocco troppo lungo del 33 in maglia verde e nera. Allora Dario Neri con le mani. Battuta centrale palermitano, colpo di testa di un altro palermitano, ovvero Danilo Ambro. La palla in fallo laterale, sempre per la squadra di Boncore che continua a dare indicazioni. Neri verso Anane, palla che non viene controllata, allora scivola oltre la linea di fondo. Poco più di 10 minuti allo scadere del 45esimo, mentre il signor Braschi redarguisce, non ho capito se è Anane o Jamè. Ambro. Giocata tentata da Barg, guadagna fallo laterale. Tirone, forse con un braccio, sì. Ci pensa Sisei a battere la punizione, prova a prolungare Anane per la corsa di Graziano che non può arrivare. Non si fida però Pierce, forse il tocco è stato di Scalia e allora palla messa in fallo laterale dal centrale argentino. Allora se ne può occupare Vito Sannasardo della rimessa. La sponda con il cross e le zaine. E subito battuta. Lettieri prolunga con Candela che deve impegnarsi. Tirone in qualche modo la tiene. Spazza Moulet. Poi di testa Scalia. Di testa anche il numero 3 mentre si allacciano Candela e Tirone. Tutto ok secondo l'arbitro in entrambi i sensi. Adesso la palla ce l'ha l'11 di Mister Iacono con un fallo laterale. Scalia verticalizza, controllo di Santos, poi lo scambio che non si chiude con Beliz. Arriva Ambro, anticipato da Candela, forse anche una botta alla schiena per il numero 8 ospite. Scalia finta il passaggio, poi si affida a Pierce. Non mollare! Sacco, dai! Jamè prova ad avanzare, l'entrata di Sacco che poi si rialza e si fa male. Problema per Amadou Sacco.
Ancora a terra il numero 8 del San Giorgio Piana, che rialzandosi dopo la scivolata ha fatto forse un movimento innaturale con la gamba destra, la zona inguinale. Tanto si sblocca la partita anche al Comunale di Bagheria. Il 90-011 avanti con la Don Carlo Misilmeri, gol di Loreto Lobosco, mentre sbaglia un calcio di rigore Mario Secan, quindi non si riapre la gara del Dino Liotta, sempre 2-0 per il Licata. Si rialza Sacco, che si accomoda a bordo campo per proseguire le cure. C'è il fallo laterale per l'Unitas Sciacca con Beliz che propone subito in mezzo, stacca Neri, allontana Graziano, momentaneamente in 10 il San Giorgio Piana, con Graziano che si è un po' abbassato sulla linea dei centrocampisti. Richiesto il rientro in campo per Sacco, mentre c'è questa opportunità per Jammeh, l'anticipo in uscita. Scuote la testa Sacco, viene... no niente, non ce la fa Sacco, l'arbitro fa giocare nonostante sia sfilato davanti a Sacco che era a terra. Ambro cerca la giocata, Barbara mette fuori, può rientrare ancora il medico del San Giorgio Piana, ma l'impressione è che Sacco non ce la faccia. È stato mandato a scaldare Cacicia. Termina dunque qui, dopo quasi 40 minuti, la partita di Amadou Sacco. Dai Sacco, dai! Dolorante. Sacco accompagnato anche da Veliz. Niente ci fa Sacco! Il pallone! Lo facciamo dopo, Cambio! Oh, ma come lo fai dopo? Cambio, signore! C'è cambio, c'è cambio! Tanto c'è il cambio con Cacicia. Tanto qui anche un po' di incomprensione perché Veliz era convinto che Barbara avesse messo volontariamente il pallone fuori, in realtà ha spazzato, quindi gesto di fair play, per carità, sempre ben gradito nei campi di calcio, ma non era questo il caso. Veliz, sponda per Santos, chiude Candela, poi di testa tirone, allora Barg per Scalia, pressato, riesce in qualche modo a giocarla ma la gioca male, fallo laterale, ultimi 3 minuti e spicci del primo tempo, ci sarà presumibilmente recupero dopo la doppia interruzione per l'infortunio a Sacco. Da capire naturalmente quanto ammonterà l'extra time deciso dal signor Braschi. Pallone intanto battuto via da Pierce, interviene Passero che prova addirittura a calciare da 50 metri. Scalia riceve e serve Pierce. C'è a me. Tanto Cacicia è passato a sinistra con Sannasardo che ha invertito fascia, gioca a destra adesso.
Tanto qui Lettieri prova la sponda, spazza Mulè e ancora qualche secondo anche per risistemarsi per il San Giorgio Piana, perché chiaramente qualche secondo di adattamento anche alla nuova disposizione ci vuole. Di testa Neri. Jamais. Qui io volevo una pressione un po' più pronunciata da parte di Anane, mister Boncore. Dai Marcus! Intanto raccoglie il pallone la Misi 6. Rinvio proprio a ridosso dei 5 secondi a sua disposizione. Va giù Scalia che si guadagna con esperienza un calcio di punizione. Bruno, alzati Bruno! Veliz evita l'intervento di Sannasardo e appoggia su Santos che si gira. La palla di ritorno può arrivare anche Gerardi, ma arriva prima di tutti Barbara che protegge. Fallo di fondo. Buonissima fin qui la prestazione di Alessio Barbara, che tra altre cose ha avuto anche 2 opportunità per segnare. Non è chiaramente quella la richiesta che Davide Boncore fa al suo numero 2. Mentre siamo entrati nell'ultimo minuto prima del recupero. Rilanciasi 6. Di testa Anane per la corsa di Graziano che prova ad arrivare. Questa volta Pierce taglia fuori bene e conquista il rinvio dal fondo. Scalia, testa alta, porta sul pallone il 73 dell'Unitas Sciacca. Tirone, ancora Scalia, ora Pierce. Ambro si abbassa a prendere palla per far salire Jamais. Eccolo il capitano dei Verdenneri. Santos affrontato da Neri che non lo fa girare, l'arbitro però fischia fallo. Ma che fischi? Dai, gioca! C'è la punizione per l'Unitas Sciacca all'alba del recupero. 4 minuti di recupero. Recupero che inizierà presumibilmente con la battuta della punizione. Ambro, parabola arcuata di testa, Passero, poi la palla recuperata, allora si lancia in avanti in contropiede il San Giorgio Piana, sono in 3, arrivano dalle retrovie velocissimi i giocatori dell'Unitas con Jamais che però rilancia male, e allora occhio alla corsa di Barbara su di lui Veliz che ha la meglio. Veliz prova ad evitare il fallo, Barbara alla fine lo spende. Punizione, giallo. Qui la velocità con cui i giocatori dell'Unitas hanno recuperato i metri di ritardo da quelli del San Giorgio Piana è stata impressionante, perché in 3 si vedevano proprio famelici, sembrava quasi una scena di Tom e Jerry con il gatto che insegue il topo e alla fine riconquista la palla. Ambro lungo verso l'area per questa punizione, prolunga Santos, arriva Lettieri ma arriva prima Sisei col pugno destro a metterla fuori. Jamais prova a rialimentare ma Ambro non riesce a giocare la palla con la testa, allora Sannasardo per Anane protegge. L'ennesimo stop sbagliato dal numero 9 del San Giorgio Piana. Rimessa di Jamais, Lettieri riceve da Santos ma controlla male anche perché Gaio è un lampo sulla seconda palla. Allora pallone che finisce direttamente dalle parti di Elezei che batte addirittura il fallo laterale. 2-2! Solo sei Marco. Ambro batte lungo, Santos sul filo del fuorigioco, anzi oltre a giudicare dalla bandierina alzata. È giallo! Ammoniscimi tutto! È rimasto a terra Sisei.
mister. Ma c'è il mio, dopo. Torniamo in cronaca con Gerardi che controlla dopo il rinvio di Sisei, poi scontro Velizio Sannasardo, arriva Barbara, arriva anche Anane che protegge, poi verticale, posizione regolare per Graziano, no, alzato la bandierina come in Serie A con qualche secondo di ritardo, la prima assistente. Allora punizione per l'Unitas, mancano nominalmente 45 secondi ma forse si recupera per il problemino di Sisei, tanto di testa Neri, scontro con Santos, fallo del 20 che non ci sta. Siamo uniti, Sisei, lungo, lunghissimo, quasi in porta. La palla è uscita veramente di pochissimo e qui altro tentativo di provare a sorprendere Elezeo con queste conclusioni. Ci è riuscito Graziano, ci stava per riuscire anche la Sisei da porta a porta. Intanto finisce il primo tempo qui a Piana degli Albanesi e 1-0 per il San Giorgio Piana, che con una acrobazia balistica di Giacomo Graziano al quarto d'ora ha sbloccato il punteggio. Tentativi di reazione abbastanza timidi, almeno su prima delle palle gol per l'Unitas Sciacca. Vedremo cosa accadrà nel secondo tempo. Intanto andiamo all'intervallo con alcune immagini targate Sportisiri TV. A tra poco. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto.
Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare. Insomma, i giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che
che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi. Rientriamo dalla Licaoli di Piana degli Albanesi, secondo tempo di San Giorgio Piana, Unitas Sciacca in arrivo. Per il momento non si muove nulla sulle due panchine, quindi confermati i 22 che hanno finito il primo tempo, non quelli che lo hanno iniziato, considerando che il San Giorgio Piana ha operato un cambio con l'ingresso di Caciccia al posto dell'infortunato Sacco al 40°. Allora prende il via la ripresa quella Licaoli col pallone già spazzato da Mulè, colpo di testa di Ambro, poi la lotta con Tirone che ha la meglio, alla fine mette fuori il pallone Caciccia, sarà fallo laterale. E allora le formazioni con il 4-4-2 del San Giorgio Piana, in porta la Minsi 6, linea difensiva con Barbara a destra, a sinistra Mulè, i centrali Gaio Neri, mezzo al campo sugli esterni ci sono proprio il subentrato Caciccia da una parte e San Nassardo dall'altra, in mezzo Candela con Passero in avanti. Anane e Graziano risponde con la linea 3 in difesa davanti a Elezai, l'Unitas Sciacca con Scalia, Pierce e Capitan Jammet. Sugli esterni Gerardi a sinistra, a destra gioca Bardi, in mezzo al campo Beliz con Ambro e con Tirone in avanti Lettieri con Santos. C'è calcio di punizione
con Beliz che mette in mezzo una bella palla sul secondo palo, non arriva però nessuno, è rimasto a terra Santos. Non c'è nulla secondo il direttore di gara. Scaramuccia a distanza verbale ovviamente tra Scalia e Gaglio, mentre qui l'anticipo da parte di Sanna Sardo, pallone complicato da gestire del Caciccia che lo gioca bene su Graziano. Graziano prova a farla passare ancora, viene anche trattenuto, si gioca. Qui occhio, conclusione, si perde alta sopra la traversa. Andiamo allora alle panchine da entrambe le parti, partendo dalla San Giorgio Piana che ha già speso un cambio, che avrà a disposizione il secondo portiere Lorello, poi Messina, Maniscalco, Inzerillo, Mannina, Colicchia, Cavedoni e Bonasia. Dall'altra parte il secondo portiere Sabella, poi Caternicchia, Retucci, Luminario, Locascio, Licata, Cracchiolo, Baiamonte e Pizzitola. C'è pronto al cambio Saro Licata che proverà a dare la sua esperienza al servizio della causa verde e nera. Rimessa San Giorgio, Anane sorpassato, un colpo forse da parte di Scalia. E Lezzai, l'arbitro ferma il gioco, c'è a terra Anane. Cosa guardate? Non c'è nulla, ho interrotto il Che cosa? Che cosa? Quanto si chiariscono con l'occasione anche Scalia e Gaglio. Tanto sembra tutto pronto anche per il cambio di Licata. Si gioca per il momento. Sono giocati i primi 4 minuti del secondo tempo. Qui alla Licauli rientra Nane. Tutto ok per lui allora. Pierce evita l'intervento proprio del numero 9, poi scarica a sinistra su Beliz. Prova a far correre Gerardi, ma la palla è troppo lunga. Sisei decide di tenerla in campo anche perché vuole prenderla con le mani. E gioca subito su Gaglio. Battuta lunga di Neri. Caciccia non controlla. Va bene, torna da me là! Bravo Giacomino, Il pallone messo fuori da Graziano sotto le urla belluine di Davide Boncore. Pierce, Beliz controlla a seguire, la tiene dopo il rimpallo, poi passero su di lui, ancora a ringhiare a recuperare il pallone. Anane per Graziano sbaglia, allora ancora Beliz. Frontale Beliz, palla per Santos, controllo destro, sballato da parte del 20, palla fuori. Giacomo, va bene, forte, va bene! Alex, dai! Sisei dal fondo. Battuta lunga a cercare Anane che sfiora su Graziano, la fa passare Pierce perché arriva prima di tutti Gerardi, poi sbaglia il tocco. E allora occhio a Caciccia per il possesso palla del San Giorgio Piana, lungolinea di Mulè intercettato da Ambro, poi Lettieri dalle parti di Santos, ma soprattutto dalle parti di Mulè che prova a proteggere Santos, però gli passa dietro, forse la tocca anche con una mano, ma si gioca. E allora attenzione a Tirone che prova a passare, viene chiuso, viene anche trattenuto, si lotta su tutti i palloni. Attenzione qui al pallone recuperato da Graziano. Caciccia per Anane, sbagliato, ma Anane torna, la tiene
e scarica indietro a Sisei che calcia col mancino. Intanto triplo cambio in arrivo per l'Unitas Sciacca. Verrà coinvolto anche Sabella, quindi evidentemente sono tutti fuori gioco, aspetta! verrà tolto un over dal campo Aspetta! di Testa Lettieri dalle parti di Lamin Sisei. Atto! Tanto c'è a terra Lettieri, quindi vedremo se sarà fallo. Quadruplo cambio in realtà, non triplo cambio. Oh, ma lo sa, cancio o no? Si riprende a giocare con Mulè che recupera. Barbara per premiare la corsa di San Nasardo che ha spazio, verticale su Anane, la fa passare verso Graziano. Pirsi in anticipo, poi ancora Graziano prova ad arrivare, non ci riesce. Veliz, Ambro alza la testa e lancia, ma è lì pronto Teroneri che controlla e spazza via direttamente sugli spalti della Licaoli. Tanto 4 cambi, dicevo, pronti Fraternicchia, Retucci, Licata e il secondo portiere Sabella. Allontana Mulè. Eccoli i cambi, come dicevo saranno 4, c'è un po' di affollamento, un po' di assembramento. Quindi fuori le Zai, dentro Sabella, intanto spalle coperte per quanto riguarda la questione under. Esce Gerardi, entra Licata. Dai Rosa, dai Filippo, dai Matti! Esce Scalia, entra Caternicchia. Tutto al minuto 54. Esce Lettieri, entra Mattia Retucci. Fallo uscire! Di là! E dunque quadruplo cambio. Entrano 3 pezzi da 90 per Giovanni Iacono. Vediamo come si risistema. Adesso c'è Barg a destra nella difesa a 4 con Caternicchia che fa il terzino a sinistra. Centrali Pierce Giammè, in mezzo Ambro con Licata. Tirone fa all'esterno da una parte. Veliz si muove un po' in avanti. Santos Retucci. Gabriel! Qui intanto la trattenuta su Caternicchia da parte di San Nasardo, reclama anche un cartellino giallo la tifoseria saccense, cartellino giallo che arriva. Gabriel! Tanto fascia da capitano per Saro Licata. Protagonista anche con la maglia della nazionale siciliana nella scorsa edizione della Sichelia Cup. Intanto l'apertura per Giammè, ma non la tiene, e allora fallo laterale per il San Giorgio Piana. Chiamati sta palla! Chiamalo! Fagli aprire il piede! La rimessa su tirone, poi vola Gaio a prendere anche questa. Con le mani Giammè, di testa Mulè, poi Graziano prolunga. Anane contro Ambro, poi riesce di testa Passero, di testa anche Caternicchia e poi girata. Ma prima c'era stato il fallo.
Allora punizione San Giorgio al 12° minuto del secondo tempo. Occhio Bruno! Palla battuta in avanti di testa Barg, poi Passero non riesce a tenere Licata, allora parte Retucci, fuori gioco. Aveva sbagliato Retucci, ma fuori gioco, molto contestato alla panchina dell'Unitas. Non è ancora ripreso il gioco. Signore! C'è fallo laterale per la squadra di Boncore. Eseguito da Barbara verso Anane, colpo di testa da parte di Caternicchia, poi quello di Veliz, arriva Graziano, poi pallone alzato quasi a campanile verso l'area dell'Unitas Sciacca, però ad arrivare Anane che tocca con la schiena, ma aveva commesso fallo. Secondo il direttore di gara, punizione per Danilo Ambro. Jamais, Barg, Gira! Ambro subito in profondità a cercare Santos, forse trattenuto, si gioca colpo di testa di Gaglio che la tiene in campo, poi mette fuori Candela. Adesso sale la pressione, sale il pressing da parte dell'Unitas. Pierce, Ambro, ancora per Pierce, Caternicchia, Gira! triangolo con Veliz, si chiude, può avanzare ancora Caternicchia, la sterzata dell'ex Pro Favara, tocca ancora Veliz, tentativo di cambio gioco, Cacicia la allontana senza rischiare nulla, poi Ambro sulla seconda palla, ancora Cacicia di testa, Jamais prolunga, è regolare la posizione di Barg che la fa scendere, propone questo cross per Retucci che non può arrivare, non arriva neanche Caternicchia, si riparte dal fondo. Andrà dal fondo la Minsi 6, siamo quasi allo scadere dell'ora di gioco con la Licauli, sempre 1-0 San Giorgio, sempre il gran gol di Giacomo Graziano a decidere per il momento la sfida. Eccolo Graziano, sponda col petto, Anane prova ad arrivare, sportellate con Pierce che ha la meglio, poi corre Barg per tenerla in campo e per anticipare, arriva a proposito di anticipi anche Candela. Solita gara di sacrificio da parte del numero 7 del San Giorgio Piana, mentre avanza Danilo Ambro. Pierce, ancora Ambro e ancora Pierce. Veliz apre su Caternicchia, ancora Veliz pressato, si affida a Luciano Pierce. Jamais con metri allunga la falcata il capitano dell'Unitas, poi lo scambio con Barga, ancora Jamais, Santos prova a dialogare, viene anticipato tirone dall'intervento di Moulet. Gira! Veliz, Mettila Pelé! Caternicchia, si appoggia Pierce, sono tutti tranne le zainella a metà campo del San Giorgio Piana. Veliz, pallone scodellato verso l'area, Santos controlla in posizione regolare, prova ad arrivare Licata ma chiude in sforbiciata Candela, poi palla non controllata da Veliz e l'attenzione alla ripartenza. Anane prova a far correre Sannasardo, chiude Luciano Pierce, fallo laterale, sta per esaurire i cambi Giovanni Iacono con ingresso in campo
in maglia 29 per Filippo Pizzitola, classe 2008. E cambio rimessa addirittura qui per Neri. Arriva adesso il cambio. Tirone lascia il posto a Pizzitola. Signora, quando hai dubbio non devi per forza rischiare con il gioco quando hai dubbio, ma se ti vedi Sarà dunque rimessa per l'Unitas che ha esaurito i cambi. Chiamati il giro palla, siete soli. Veloce! La rimessa per Veloce, Pierce. Manu! Giammè. Barg. Stringe il campo. Non trova linee di passaggio semplici. Costretto alla giocata per liberarsi di Candela. Serve adesso Pierce. Avanza Pierce, verticalizza su Capitan Licata che scarica su Pizzitola, prima palla e la usa partita. Pizzitola, cross deviato da Neri, poi arriva Licata anche ad anticipare il suo compagno. Ambro alleggerisce da Sabella che non aveva ancora toccato una palla in questa partita, lo fa adesso, la mette in fallo laterale. Va bene Andrea! Non facile questo impatto per il giovane portiere, è entrato a gara in corso proprio per consentire l'utilizzo di fatto di 9 over su 10, che è il massimo possibile. Pierce, Giammè, Barg. Stesso giro palla di prima. Barg questa volta prende il centro, cerca lo scarico ma è bravo a tagliare il campo e a chiudere il campo Passero. Anane in mezzo a tre, riesce a passare e a tenerla, attende l'arrivo dei compagni, vede l'inserimento di Sannasardo che non arriva, poi Passero con eleganza e con le idee chiare, con la palla allargata su Barbara Cross. Sannasardo non arriva, c'è Passero, la palla rimane di Sannasardo, l'ha toccata Sabella, calcio d'angolo, miracolo di Sabella. E al 64esimo dal nulla, su una ripartenza che sembrava innocua, il San Giorgio Piano ha creato i presupposti per raddoppiare. Sabella bravissimo qui con l'istinto puro sulla zampata di Vito Sannasardo. Occhio al calcio d'angolo per il San Giorgio Piana con Dino Passero che prova a battere, serie di trattenute tra i due capitani Giammè e Gaglio. L'arbitro li chiama a testimoniare. Ora fischia lo schema chiamato da Dino Passero che mette sul primo palo, allontana Santos, poi Sannasardo col tocco che favorisce Pizzitola, prova a correre il nuovo entrato che serve Pirsi, il quale allunga la falcata quasi come un 400 metrista, chiude però Alessio Barbara. Fallo laterale per l'Unitas e arriva Veliz a ricevere, forse voleva battere, invece riceve lui. Cross di Veliz, colpo di testa di Retucci, la blocca, impresa plastica, la Minsi 6. Prima chance della partita per Mattia Retucci. Lancio di Sisei, lungo a cercare Anane, sportellate con Barg. Prova ad avere la meglio il 58 che conquista calcio di punizione. 20 minuti, 30 secondi giocati qui alla Licauli in questo secondo tempo che si preannuncia elettrico, perché il San Giorgio vuole tenere quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella ai danni di un'altra big, almeno fin qui del campionato, ovvero il Castellammare. Di contro c'è un'Unitas che cercherà, che darà tutto per provare a riprenderla. Rimessa per Sannasardo, Anane però preso quasi in controtempo, non riesce a tenerla. E allora Pierce, tacco di Licata che non passa contro Passero, scuote il gioco di parole, c'è Anane ora. Cacicia
Se la porta sul destro e lancia su Anane, posizione regolare. Anane la tiene contro Barghi, il cross. Giammè in anticipo su Sannasardo. La palla non è uscita, un rimbalzo strano. E allora Sabella con l'uscita alta e subito ad innescare Filippo Caternicchia. Veliz. Barg. Non la buttano fuori, diglielo. Caternicchia prova la verticalizzazione su Pizzitro, la palla esce. Allora adesso probabilmente le cure per Anane. Filì! Dai vicino a Pisti che sta! Tu! Vai a fare il marcatore là! Come si chiama? Madu! 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 Dai copertura qui! Lantillo! 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 Tanto Tempo però. Monito, direttore sportivo. Signore, tempo però. E ancora a terra Anane. Destra e sinistra, Dani. Destra e sinistra. Sono chiusi centralmente. Laterale dobbiamo andare. Tanto si riprende con Stai 6-6. zitto, dai! Giochiamo, Ana! E che cazzo! La battuta lunga di Sisei, momentaneamente in 10 il San Giorgio, con Anane pronto a rientrare. Licata resiste e fa sponda. Barg, Veliz, Ambro, la appoggia Pierce. Sali! Camminano! Camminano! Tanto c'è l'avanzata di Veliz, uno sguardo in mezzo, colpo di testa di Caio che le prende tutte là in cima. Anane, lancio lungo, più lontano che può. C'è Giammè che può controllare sulla pressione di Caciccia, si affida a Sabella che la gioca corta, la gioca male. Poi Graziano non riesce a gestirla, arriva però Barbara di gran carriera, l'ennesima falcata del numero 2 che la perde. Vediamo se ha spazio per ripartire l'Unitas con Veliz che arma la corsa di Barg sulla destra. È scoperta da questa parte il San Giorgio Piana, cross di Barg, chiude Moulet. Poi ancora il 58, l'appoggio ad Ambro. Veliz. Pierce. A piano organico ancora l'Unitas, Retucci prova a liberarsi in mezzo a due, la tiene il 9. Poi ancora Veliz che allarga su Caternicchia. Sempre molto lucido il 33 dell'Unitas. Caternicchia prova ad andare sul fondo. Propone il cross. Sisei. La prende lassù. Filì! Forte! Batte lungo la Non la Sisei. sbattere! Poi Graziano. Spinta di Anane su Ambro. Abbastanza ingenuo. Poi calcia anche a gioco fermo. Dai, giochiamo, Arriva anche il giallo per Anane. Bene, non vogliamo! Gioca, Ana! Tranquillo, tranquillo, Ana, va bene così, va bene! Qui intanto pallone solo sporcato da Passero. Allora Licata Occhio, può andare da Danilo! Barg, ennesima corsa della sua partita. Licata spalla la porta, Passero col taglia fuori. E allora Graziano può solo allontanare. Ambro, scodella su Retucci, sponda per Santos che era forse anche in fuorigioco. Si continua a giocare, si riparte dal fondo, si riparte da 6-6. Turone, fatti là, per i palloni. Va bene, Ana, continua così, va benissimo, Ana.
Tanto sono impazziti letteralmente i contapassi di Iacono e di Boncore. Dai ritmo, dai ritmo. Mentre c'è un fallo laterale Gira. con Jammeh che gioca su Ambro. Mister, si abbassa troppo. Pierce. Poi Caternicchia verticalizza, Licata ancora Caternicchia, Veliz. Ambro. Lancio dall'altra parte su Barg, troppo lungo però. E allora rimessa laterale in zona d'attacco, anzi in zona difensiva ovviamente per il San Giorgio Piana, al di là della Torreforo che vedete anche nell'inquadratura. Rimessa di Mulè, di testa Candela, poi Anane la fa scendere Ambro. Licata, l'anticipo tentato da Neri che però commette fallo sul capitano dell'Unitas Sciacca che guadagna con esperienza, con mestiere, un calcio di punizione. Piazzato per l'Unitas Sciacca, ci sono Ambro che se ne va, allora rimane solo Licata. Piglia la porta, Rosa! Direttore di gara che catechizza i giocatori in barriera, compreso Veliz. Vediamo che c'è anche da osservare il metro di distanza rispetto alla barriera, ed è qui che si va a piazzare Veliz, è qui che si vanno a piazzare Ambro e Retucci che fanno la seconda barriera. C'è il fischio del signor Braschi, la concentrazione di Licata che va col sinistro a giro, Sisei in calcio d'angolo. Ha provato a batterla sul palo del portiere approfittando della mini barriera, mini contro barriera. Il capitano dell'Unitas che va anche a battere il calcio d'angolo. C'è solo Barg fuori dall'area, poi sono tutti dentro a saltare, colpo di testa addirittura di Santos che va all'indietro. Pizzitola, controllo, tenta la giocata, Anane sbuccia il pallone, c'è Retucci, posizione giudicata regolare, conclusione bloccata da Lamin Sisei. Rinvio di Sisei a cercare la corsa di Sannasardo, attende lì il pallone, Sabella lo fa suo. Allora si corre con Caternicchia, l'avanzata, serie di tocchi, alla meglio Retucci che cambia gioco dalle parti di Modou Jammeh. Barg, Licata per la corsa di Jammeh che si è inserito, prova ad andare sul fondo quello che era il capitano inizio partita, colpo di testa a mettere fuori da parte di Barbara, ma rialimenta l'azione Caternicchia. Pallone che rimane lì, allontanato in uscita per il piede da Neri che può fare correre Anane che è in posizione nettamente regolare. Anane davanti a Sabella che non si fa ipnotizzare. E ancora l'occasione per l'Unitas. Era in chiara posizione regolare Anane perché partiva dalla propria metà campo. Va bene, buona, grande partita, dai! Buona, Tanto c'è il cambio, l'uscita di Candela al suo posto dentro in maglia 13 Leonardo Messina. Leo! Cazzo, Leo! Secondo cambio, dopo quello forzato, l'ingresso di Cacicio al posto di Sacco nel primo tempo. La rimessa per Barbara che non sa a chi passarla.
Pallone che rimane lì, altro fallo laterale per il San Giorgio. Pallone che poi viene recuperato da Pierce che fa sportellate con Sanna Sardo. Il lancio per il controllo ottimo di Pizzitola, spazza via Mulè di testa Caternicchia, poi Licata. Santos vola Gaio che rimane anche a terra, l'arbitro fischia. Ma che cazzo guardi sempre? A terra Capitan Gaio. Tanto mentre vengono prestate le cure al capitano del San Giorgio Piana facciamo un giro in eccellenza, girone A, perché è arrivato intanto il raddoppio del Bagheria 90-011 con il gol dell'ex, il più classico dei gol dell'ex, ovvero quello di Luigi Mendola. Garcia invece porta avanti il San Vitolo Capo contro il Partinico Audace, partita che ricordo potete vedere sul canale YouTube Sportisili TV, oltre ovviamente a questa. Poi gli highlights in serata di queste gare e anche di altre due gare, quella tra Gemini e Casteltermini, il derby di promozione, e quella tra Castronfavare e Ragusa, Serie D Girone I, partita in cui naturalmente ricordo il pensiero di tutti rivolto a Mariana Bello, la donna favarese travolta e dispersa dopo l'alluvione di 18 giorni fa. È notizia di oggi purtroppo, dell'ora di pranzo, il ritrovamento del suo cadavere, quindi testa e mente rivolta anche a questa partita, anche da parte della redazione di Sportisili, che si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marianna Bello. Intanto torniamo in cronaca, 11 minuti alla fine più recupero, è rientrato Fabio Gaio. Retucci contro Neri, scontro fra teste, non va giù Neri, continua a giocare, e allora Luciano Pierce per Caternicchia. Bruno, alzati! Pierce, l'avanzata e la palla allargata per Ciammè, ormai fa all'esterno, il cross di Ciammè, colpo di testa a mettere fuori, e poi la giocata in fallo laterale. Ambro, Bruno! Veliz, Torna Andre! Barg, Ancora! Ambro, Vudu! lancio intercettato da Graziano, poi Veliz, conclusione da dimenticare. Sisei sistema con tutta la calma del mondo il pallone e andrà ad effettuare il rinvio già effettuato verso Anane, sovrastato da Pierce. Poi Barbara Sannasardo ancora a cercare le due punte, però non riesce a costruire con lucidità e con precisione il San Giorgio Piano, anche perché l'Unitas spinge. Chiusura di Mulè sui piedi di Licata. Barg, ultimo uomo. Adesso Pierce si è messo a fare la punta insieme a Retucci, insieme a Santos,
c'è Licata che galleggia tra le linee e c'è Ambro ultimo uomo insieme a Bardi. C'è più nulla da difendere in casa Unitas, quantomeno per evitare la sconfitta. Qui cerca la sponda Licata, tiene il pallone in campo Sisei perché era uscita. È forzata. Non la facciamo! Occhio. Intanto Anane guadagna, fallo la terra. Un po' da testa! La palla intanto battuta in avanti, uscita senza deviazione. 8 alla fine più recupero qui alla Licauli, sempre 1-0 in questo finale con l'Unitas che cerca lo spunto giusto e Pierce che avanza per portarsela avanti. Ancora Pierce che semina avversario e poi scarica a Caternicchia. Caternicchia cerca spazio per il cross, si va quasi ad imbucare, poi arriva adesso il cross, colpo di testa di Giammè sul palo, si continua a giocare ma era fuori gioco forse più di Santos in realtà, che se si fosse disinteressato della giocata probabilmente avrebbe reso valido non solo il palo di Giammè ma anche il prosieguo. Qui intanto dialogo tra Boncore e Giammè. Quest'ultimo chiedeva Numi sul fuorigioco. Difficile pensare che l'allenatore avversario ti dia ragione in questi casi. Intanto a terra Graziano che in cespica si rialza, però si tocca la caviglia destra, poi stacca contro Veliz, allontana Sannasardo, posizione regolare di Anane che tiene il pallone, scarica su Graziano che però non riesce a tenerla e allora occasione che sfuma per il San Giorgio. Non riesce qui Retucci a controllare, Gaio protegge l'uscita di Sisei che si accartoccia. Batte Sisei di testa Caternicchia, poi Sannasardo prova a prolungare su Graziano, c'è Varga che è l'ultimo uomo, riesce a girarla ma no, è buona, non è uscita qui sull'intervento di Caternicchia, sempre lucido. Poi Veliz, Pierce avanza perché vede che ha campo davanti, allora porta sul pallone, poi serie di batti e ribatti, alla meglio il San Giorgio che gestisce con Graziano, vede il movimento di Anane, lo serve, Anane inseguito da nessuno, la tiene, addirittura mani in fianco e allora gestione del pallone adesso con lucidità per il San Giorgio, con Passero, non riesce ad arrivare Caciccia, allunga Giammè che poi riesce a servire Pizzitola, pallone a scavalcare, Santos questa volta sempre in posizione regolare ma c'è l'uscita di Lamin Sisei, sempre attento, sempre quei 2 metri in più in avanti quando serve. Rilancia Sisei dalle parti di Anane, tocca Veliz e alla fine in qualche modo risolve perché la palla finisce a Sabella che va da Barg e c'è Ambro al piccolo trotto, ultimi 5 minuti in corso, poi recupero qui alla Licauli, Licata, l'appoggio del capitano su Danilo Ambro che cerca compagni, rasoiata verticale su Retucci che cerca di liberarsi dalla guardia di Mulè, ancora Retucci fermato da Graziano e poi calcia lontano Caciccia, Licata, Pierce, Caternicchia, passaggio in controtempo su Pizzitola, allora può spazzare via ancora la difesa del San Giorgio, mentre avanza nuovamente l'Unitas. Pierce di prima sbaglia, Passero, poi Licata, sbaglia anche lui e ancora Passero che riconquista, corre Barbara, lo ha visto Passero ma l'ha visto anche Pierce che taglia fuori e guadagna fallo laterale.
Caternicchia avanza, tocco centrale rischioso che arriva con Catambro, poi Pierce al piede su Licata, Pierce, Ambro guadagna metro dopo metro l'Unitas, Retucci con la sponda, forse toccato da Mulè, si gioca per il vantaggio. Caternicchia, Pizzitola, tutto largo a sinistra, converge, rischia di perderla, poi il cross non è granché, di testa arriva Gaio, poi Graziano, la calcia lontano, Anane neanche la insegue, e allora può subito riconquistare metri con Sabella che la appoggia a Barg. Caternicchia, 3 più recupera alla fine, Retucci prova a girarsi e a liberarsi, Pizzitola, forse tocco di Gaio, Pizzitola, cross, Sisei, vola ancora, la prende ancora, e Sisei che va subito lungo, qui la palla recuperata da Ambro senza commettere fallo, Giammè, Licata, non è riuscito a tenerla Messina, che non è riuscito neanche ad impattare sulla gara come avrebbe voluto. Pizzitola, Retucci, spalla alla porta, forse troppo lontano dalla stessa, allontana Graziano, c'è anche poca lucidità, tanta stanchezza in casa San Giorgio Piana che sta resistendo per portare a casa questo successo, ma occhio allo Sciacca che insiste, 2 alla fine più recupero, Ambro lungo, colpo di testa di Gaio, poi Graziano, la mette giù, la sponda su Messina che arriva forse un attimo di ritardo, non la tiene in campo secondo il direttore di gara, anzi secondo il primo assistente, e allora fallo laterale per Muduciammè. Vuole andare direttamente in area il difensore Cambiano, di testa Caciccia, fortissimo che si è rimessa di Ciammè, Anane la tiene, poi decide il da farsi e serve sulla corsa Barbara, arriva per primo il numero 2 Barbara inseguito da Barg che gli taglia la strada, gli porta via il pallone Sabella, Caternicchia, Licata, è arrivato un altro pallone sul terreno di gioco, Veliz, il cross di testa con l'anticipo, è arrivato Neri, poi Barbara la fa scendere e calcia via più lontano che può, palla in fallo laterale, vediamo se ci sono cambi. Rosa! Se cross vai pure tu! È dietro! Vacci! Rimessa per Stiamo fuori l'aria! Ambro, stacca Pierce verso l'area di rigore, Santos ancora tagliato fuori e la fa scorrere Sisei, altro pallone in campo. Un po' di tensione. Tanto rimette l'ordine il signor Braschi con le 2 panchine. Tanto scaduto il 90esimo. Deve andare in aria. Dobbiamo riempire l'aria. C'è nodo. Vediamo se arriva anche la segnalazione del recupero. 7 minuti da quando Sisei rimette in gioco, quindi in teoria 97-30. In effetti partite di tempo ce ne sono state, anche per decifrare il quadruplo cambio dell'Unitas, sul quale l'arbitro forse è stato poco attento. Barg a rilanciare di testa Messina, poi Graziano scorta l'arrivo di Anane, Sanna Sardo la lancia dall'altra parte perché è arrivato Caciccia, l'anticipo su Ambro
fallo di mano dell'ex Partinico Audace e c'è il cambio. Devi fermare il cronometro. No, il cambio non c'è ancora e allora si riprende. Barg, Ambro, in area anche Licata, in area anche Pierce, la palla è lunga, colpo di testa di Fabio Caio, poi l'intervento di Passero su Anane, vediamo se riesce a tenerla su il 9, però è circondato e infatti va giù, stremato il centravanti del San Giorgio, colpo di testa di Reducci che però non trova compagni, prova ad inseguire la palla Santos, la mette in fallo laterale Messina, rimane in attacco il San Giorgio per questo finale, 5 minuti più eventuale prolungamento del recupero. La rimessa verso l'area di rigore, colpo di testa, pallone che rimane lì, Gaio la tocca e per poco non combina l'autogol. Calcio d'angolo. C'è calcio d'angolo con Ambro che la mette in mezzo, il tocco di Graziano, ancora Ambro che la gioca, poi pallone ancora messo in mezzo, non la tocca nessuno, è andato giù Retucci, Pierce la gioca, anzi è Caternicchia, la mette fuori Passero. Barg ancora ad ultimo uomo, siamo 3,5 oltre il 90esimo, Scodella Veliz, la sponda di Licata, Retucci prova a giocarla, va giù, non c'è nulla secondo il direttore di gara e allora prova ad uscire il San Giorgio Piana con Caciccia che se la porta avanti ancora col braccio. Basta Bruno, basta. C'è il cambio, adesso sì. C'è l'ingresso di Inzerillo. Vediamo di chi prende il posto. L'uscita di Graziano. E c'è la punizione per Danilo Ambro, 94,47 sul cronometro. Difficilmente si finirà a 97 però, come preannunciato dal direttore di gara. Ambro scodella verso l'area, sponda di Retucci che diventa un colpo di testa verso la porta, ma blocca Sisei. Va a lungo il portiere del San Giorgio Piana verso Anane, lo rimonta Veliz che colpisce testa su Sabella per dare subito il via a una nuova azione d'attacco e si torna lì con Barg che avanza, Caternicchia con il lancio verso l'area di testa, sempre Gaio, poi Retucci a lottare con Passero che ha la meglio, allunga la falcata Messina che va allo scontro, si gioca con Ambro che serve Caternicchia, alza la testa, forse un'altra palla messa in mezzo, con Caternicchia che sfida Sannasardo, propone questo cross che è rasoterra, allora arriva Passero e allora c'è il tocco per Inzerillo che la serve ad Anane, posizione regolare perché era con i piedi dentro la metà campo del San Giorgio Piana per il numero 9 che avanza al piccolo trotto, c'è Messina davanti a lui, prova a calciare Anane, conclusione fuori. Allora palla subito giocata dall'Unitas Sciacca, 97esimo in corso,
con un recupero che sicuramente si allungherà oltre il 97esimo. Palla verso l'area di rigore, Pirso con la sponda aerea, Messina prolunga. Retucci che lotta, spinto via da Caciccia, si gioca, sembrava abbastanza netta la spinta su Retucci, poi pallone recuperato da Ambro. Si gioca. Attenzione palpabile anche perché abbiamo le panchine sotto la postazione. Battuta lunga di Barg, non arriva Santos, arriva Sisei che poi si accartoccia. È in campo Davide Boncore, sa quanto è importante portare a casa questo successo. Palla lunga, Ambro la fa scorrere, Sabella lo coglie con qualche attimo di ritardo. Tanto il direttore di gara porta il fischietto alla bocca, è finita e ha vinto il San Giorgio Piana 1-0 contro l'Unitas Sciacca. Decide il grandissimo gol messo a segno da Giacomo Graziano al quarto d'ora del primo tempo. Le proteste di Saro Licata e penso anche di altri componenti dell'Unitas Sciacca all'indirizzo del signor Braschi. Partita ad alta tensione, alla fine la porta a casa la squadra di Boncore, che fa un bel balzo in classifica, secondo successo consecutivo tra le mura amiche ed altra big che cade all'Alicauli dopo la capolista Castellammare. Cede il passo anche la squadra di Giovanni Iacone. Allora, ricordando e ribadendo il risultato: San Giorgio Piana 1, Unitas Sciacca 0. Dall'Alicauli di Piana degli Albanesi, da Francesco Cammucca è tutto, come di consueto. L'appuntamento alla prossima.